perché dentro di noi, dentro di ogni sportivo c'è l'intelligenza emotiva, ma pochi riescono a svilupparla, perché andare magari a toccare le proprie ferite o a toccare le proprie paure interiori non è una cosa che possono fare tutti, tant'è che poi l'alto rendimento lo ottengono veramente pochissime persone, l'alto rendimento che ti porta poi ad avere anche dei risultati sportivi che rimangono nella storia. Ma quello che secondo me dobbiamo cercare oggi di trasmettere, di sfatare, è che l'alto rendimento parte da noi stessi, da scegliere cosa noi vogliamo per la nostra vita e non cosa gli altri ci dicono di fare per la nostra vita. E tu sei riuscito nel tempo a creare comunque sia una rete di persone, una comunità che è molto difficile in questo periodo dove tutti sono abbastanza egomaniaci, no? E ognuno pensa a sé, ci ha portato un po' la società a pensare a mettere prima davanti l'io e poi tutto il resto, la comunità. Ti aspettavi anche un riscontro così nella piccola comunità, proprio nel locale? Ma sinceramente io ci ho sempre creduto, perché comunque se mi vedo chi ero nel passato, chi sono nel presente, non sono più la stessa persona. Non so neanche quante volte ho cambiato, quanti tori ho lasciato dietro e tori nuovi ho scoperto. Quello che ti posso dire è che sicuramente ho trovato una comunità in un territorio fertile dove c'era bisogno di evolvere, cioè di cultura, di sport, ma anche quel senso di io vivo la palestra con un senso di famiglia, no? Di connessione, e fondamentalmente che sia il ragazzino che viene perché sogna di fare il pugile o che sia l'imprenditore che a 60 anni si vuole mettere in discussione e vuole iniziare a praticare attività fisica e a riscoprire, diciamo, la sua forma fisica, la prima cosa che metto davanti è il fatto di sceglierci, non di scegliermi, perché questa è la cosa migliore per poter far sì che davanti si confrontano due persone reali, non che hanno delle maschere, perché oggi fondamentalmente viviamo in una società dove siamo obbligati e condizionati quasi da tutto ciò che vediamo e ascoltiamo in ogni istante della nostra vita, perché o scorri così su TikTok o scorri così su Instagram, le storie. Quindi viviamo, mi rendo conto, una nuova società che ci sta portando a perderci. C'è un concetto importante che hai detto, no? Che è quello di sapersi contraddire per crescere, che è difficile per uno sportivo, è difficile in generale anche nella vita di tutti i giorni, perché a volte ci abituiamo a quello che è il nostro percorso e diamo per scontato che vada sempre bene così, senza magari mettere anche un po' uscire, no? Dalla zona di comfort. Quindi ti chiedo, rispetto a quando eri atleta ad oggi, cos'è per te alto rendimento? Che è un po' il nome del nostro format, è la domanda che facciamo un po' a tutti gli ospiti. Com'è cambiato magari nel tempo e se dovessi rispondere a questa domanda oggi, per te alto rendimento significa? Per me alto rendimento ha due fasi. Una che è estremamente competitivo da ciò che dico, ciò che voglio e ciò che faccio. Quindi devo essere tre fasi che vanno una dietro l'altra, che molto spesso nel mio passato da atleta non riuscivi sempre a fare, perché tornando indietro all'atleta con la testa da oggi sicuramente tante cose che ho fatto prima non le rifarei, capisci? Però ne farei tante altre nuove. Questa è, diciamo, la parte dell'atleta. Per quanto riguarda la parte che poi scopro costruendo e diventando imprenditore, è che devi avere l'alto rendimento, deve essere accompagnato da dei dati oggettivi, dei numeri, cioè dei numeri realistici, non che tu dici, pensi, perché molto spesso da atleta, no, ma sai, da atleta c'era sempre un se, ma e posso, perché comunque se l'atleta fin quando vince fai, non è ma nel momento in cui perdi, e a me è capitato anche di perdere la mia carriera e devi porti delle domande, devi capire, ma ho fatto tutto giusto, potevo fare meglio. Questo ti fa cambiare tutto. Poi nel momento in cui entri in un contesto imprenditore, allora cambia ancora più tutto, perché se ti affidi solo al tuo istinto, alla tua competitività anche da imprenditore, rischi di farti male, perché se non hai controllo di quello che fai, non hai controllo delle tue emozioni, non hai controllo della tua intelligenza emotiva, perché dentro di noi, dentro di ogni sportivo c'è l'intelligenza emotiva, ma pochi riescono a svilupparla, perché andare magari a toccare le proprie ferite o a toccare le proprie paure interiori non è una cosa che possono fare tutti, tant'è che poi l'alto rendimento lo ottengono veramente pochissime persone, l'alto rendimento che ti porta poi ad avere anche dei risultati sportivi
che rimangono nella storia, ma quello che secondo me dobbiamo cercare oggi di trasmettere, di sfatare, è che l'alto rendimento parte da noi stessi, da scegliere cosa noi vogliamo per la nostra vita e non cosa gli altri ci dicono di fare per la nostra vita. Tra l'altro la box, no, è uno sport prettamente molto legato ai numeri, già banalmente sul peso, no, che fa la categoria, poi magari ti faccio anche una domanda su questo aspetto, al di là poi anche del fatto che è uno sport dove di base il punteggio è numerico per decretare chi ha vinto, a meno che in caso non ci sia un KO. Com'è cambiato negli anni, cioè l'approccio anche alle statistiche, alle analisi, rispetto a quando eri un atleta e poi negli anni appunto in cui sei diventato campione e poi adesso invece che magari fai l'allenatore, cioè come è cambiato proprio l'approccio statistico di analisi? È cambiato in tutto e per tutto. Uno, perché è cambiato il pugilato, e la realtà dei fatti del pugilato che comunque in Italia dagli anni 90 in poi è sempre stato un decrescente, sì. Cioè, perché comunque il pugilato in Italia non ti permette di vivere, cioè esiste, io ho fatto il professionista per 17 anni, però di professionista nel vero senso della mia professione non l'ho potuto fare professionista, perché andavo a lavorare, avevo l'obbligo di dover lavorare, perché non avevo uno sponsor che mi pagava, che mi dava questa possibilità di fare solo quello. Quindi gli allenamenti nel dilettantismo, nella prima fase, quando io ho iniziato il dilettantismo tra il 2003 e il 2007, che è stata, diciamo, la mia parentesi tra dilettantismo e poi andare nella nazionale italiana, mi ha fatto l'evoluzione totale. Però partiamo da una prima fase dove prima c'era un sistema di punteggio a macchinette, ok? Dove c'erano proprio dei numeri, si era ritornato poi indietro e il pugilato veniva basato, il dilettantismo, ti parlo questo, certo, perché io all'epoca ero dilettantismo, veniva sviluppato da un punteggio a macchinette, quindi non c'era magari la precisione, la potenza del colpo, l'incisività di quello che tu andavi svolgere nell'azione. Poi dopodiché, quando sono entrato in nazionale, dove mi trovavo con dei numeri, dove mi andavo a raffrontare magari con Roberto Camarelle, Clemente Russo, che loro venivano appena da un'Olimpiade ad Atene e stavano già preparando Pechino, venivano da 130, 150 match, io avevo 20 match, okay? Però il fatto di stare in un contesto dove io mi confrontavo e dove mi mettevo a nudo con le mie paure, perché ogni volta che facevo lo sparring con loro molto spesso tornavo in casa e piangevo piangevo perché ero abituato da un contesto dove io venivo dalla strada, fondamentalmente lo sport l'ho iniziato da grande, quindi mi sono ritrovato in un contesto dove le mie emozioni o che il mio voler magari dominare, non essere dominato, mi portava a dover accettare che anche in questo momento dovevo crescere, e lì c'è stata la mia crescita umana interiore. E poi in questo percorso ho avuto comunque il mio maestro Alberto Mura, maestro Zenoni, che sono stati uomini culturalmente molto evoluti, cioè dove loro erano dei grandi comunicatori, perché penso che la comunicazione ti fa superare degli ostacoli che magari tu puoi fare quanto pratica vuoi, ma se non superi sempre quel livello interiore non riesci a ottenerlo, quello step lì. Ti chiedo in generale che rapporto hai avuto col corpo, e so che anche a livello di allenatore adesso lavori tanto con le persone per riuscire a far ritrovare la loro, non la loro forma fisica ideale, ma il loro concetto giusto nella relazione con il proprio corpo. Ti seguo sui social, vedo che batti molto su questo, no? In generale per te cos'è stato il tuo corpo quando ti sei accettato completamente, soprattutto anche dopo l'infortunio? È un tema per me molto dolente ogni qualvolta quando tu scopri di avere dei limiti, ok? Culturali, sportivi, fisici, hai due soluzioni: o fai quello che fanno il 95% delle persone, che stai lì a lamentarti o pretendi che qualcuno lo faccia per te, ma sicuramente se hai problemi fisici non lo possono fare, o fai quello che fanno pochissime persone, solo il 5%, inizi a trovare soluzioni. Per trovare soluzioni devi affiancarti a persone valide, a persone che hanno sia l'esperienza teorica ma anche l'esperienza pratica per poter intraprendere questo percorso. Quindi nel tempo ho sempre battuto
Anche ieri, prima della lezione, ai pugili agonisti li ho pesati ed erano tutti fuori peso, circa 6, 7, 8 kg rispetto al loro peso, perché uno dei problemi dei pugili è combattere contro il peso, perché Certo. tu fin da piccolo più stai dentro la tua categoria e più anche sotto la tua categoria, perché poi c'è la rilevazione del corpo, più riesci a stare dentro la fisicità, la tecnica, la lucidità. Più stai fuori da questa linea qua e più rischi di trovare una fisicità diversa, una pressione diversa. Quindi ti mette molto il pugilato, io l'ho scoperto da grande, perché ho iniziato da grande, mi ha messo molto perché io ero amante del calcio, della kick, cioè la strada, tutto questo. Poi il pugilato ti mette in connessione con te stesso, cioè ti mette proprio in connessione. E ho scoperto con lo strumento pugilato, usando tanti strumenti evolutivi, che fondamentalmente quando ti dicono devi lottare per ciò che vuoi, è la realtà della vita. Perché se tu cerchi le soluzioni e non perdi tempo a cercare i problemi, i risultati li ottieni. E io, nonostante 1000 difficoltà che posso aver provato nella mia vita, anche come tu, quando il giorno, non riconosci oggi, che il frigo, il battito che sale, l'ambulanza che poi inizia a prendere con taxi, come taxi, ti ritrovi ad affrontare tante avversità, ma aver lavorato verso quei dolori, e questo che oggi sono diventate ferite per me, che ho imparato a carezzare, mi hanno dato comunque una carriera che ho portato avanti fino al 2019. È molto bello questo percorso che hai fatto, questo ragionamento, perché da partire, no, è molto difficile per ognuno di noi partire da quelli che sono i propri preconcetti nella vita, metterli in discussione, perché di fatto si tratta di mettersi in discussione e provare a crescere. Volevo chiederti, a un ragazzo che si approccia, parliamo della box, ma potrebbe essere il mondo della scuola, come potrebbe essere il mondo del lavoro, come potrebbe essere il mondo dello sport in generale, perché poi alla fine è molto simile, no? La forza di volontà che devi avere all'inizio è molto simile. Tu cosa consiglieresti? E invece se avessi davanti il Tore Rittu ragazzino, che consiglio ti daresti? Ricercare delle persone che ti guidano prima come ragazzo e come uomo, cioè che lo senti tanto da dentro, perché io quando ho incontrato Alberto in un momento particolare della mia vita, che sono andato nella sua palestra, mi ha fatto capire che dovevo cambiare la mia vita, ma perché la mia vita era regalata e stagnata da dove io stavo crescendo. Quindi ai ragazzi io dico, se tu a scuola stai andando male e continui a scegliere di stare con i ripetenti o scegliere con i 5 che non vanno a scuola, fanno le ferie, fanno quant'altro, tu fondamentalmente nella tua vita costruirai quello. Se scegli invece di fare quello che gli altri non fanno, molto probabilmente costruirai qualcosa che gli altri non fanno. E per ricostruire alte prestazioni, alto rendimento, tu devi fare quello che gli altri non fanno. Quindi devi essere coerente. Sì, assolutamente. Tra l'altro anche, secondo me è fondamentale, a corredo del tuo discorso, per i ragazzi di oggi, in generale per i giovani di oggi, forse è mancata anche la figura di raccordo che può essere Tore Rittu, che può essere l'Alberto che hai trovato tu nella tua vita, che sappiano leggere il momento storico e si pongano come ponte generazionale, perché secondo me ci si è creato, come dicevi giustamente all'inizio, un distacco forte, no? Tra la società di adesso e quella e la generazione precedente, hanno dei modi sia di comunicare che di approcciarsi alla vita che sono totalmente diversi, quindi c'è bisogno di figure proprio ponte tra... No, ma poi c'è una cosa da dire, che dobbiamo anche metterla in conto. Il Covid ha cambiato il mondo, ha cambiato il modo di pensare delle persone, ma già io ti dico, prima del Covid, l'era dell'avvenimento di internet, io mi ricordo che nel 2019 collaboravamo con 2 pedagogisti, un ragazzo e una ragazza, dove decidemmo di fare uno studio su un gruppo di bambini, circa 50 bambini, 2019 ti sto parlando, Ok, la prima cosa che è venuta fuori da questi 50 bambini era che loro non avevano conoscenza dello spazio, del tempo e del pericolo, e specialmente del loro corpo. Cioè nel momento in cui tu scendi, noi siamo una macchina e non ne hai la conoscenza, Certo. vai fuori strada obbligatoriamente e in continuazione. Mettici che da questo momento in poi, dal 2020, la nostra vita si è fermata per 3 anni, cambiando le dinamiche, cambiando le opportunità lavorative, cambiando tutto. Quindi abbiamo costruito la nuova generazione, perché questa è una nuova generazione molto debole, purtroppo,
o ci sono i fortissimi che sono pochi e i deboli che sono tanti. Quindi oggi il bambino, quando ti arriva un bambino che a 10-11 anni ti parla di ansia sociale, oppure ti arriva una mamma che non sa cosa sia la DHD, cosa sia l'iperattività, cosa sia l'autismo e tutte le sue varie forme, cosa sia la disabilità, eppure strumenti ne abbiamo tanti, ma non hanno gli strumenti comunicativi integranti, non riesci a... quindi tu crei dei limiti a quei ragazzini. Visto che stiamo parlando anche di box in generale, della box attuale, no? All'inizio hai detto è un continuo decrescendo il movimento italiano negli ultimi anni. Secondo te qual è il male principale della box adesso, che forse anche non solo a livello italiano, a livello globale ha un po' perso l'appeal a favore di altri sport da contatto, a favore di altri main event, diciamo? No, allora qua ti dico, qua che proprio siamo su due mondi completamente diversi. Oggi il pugilato, secondo me, in Italia le palestre sono piene, solo Sassari, tanto che siamo 10-13 società, comunque in Sardegna siamo circa 90-100 società, quindi la box va, la box è frequentata da tanti perché ti dà, te l'ho detto, gli strumenti che deve dare. Il problema è che ci deve essere come oggi ci sono degli strumenti nuovi comunicativi, ok? Che se tu comunichi il messaggio giusto funziona, se tu comunichi il messaggio sbagliato non funziona, e ritorniamo sempre al discorso alto rendimento. Quindi se tu hai un messaggio, hai una buona comunicazione e strutturi un lavoro oggettivo con dei numeri, che i numeri li devi usare, c'è poco da fare, allora quei numeri te danno un risultato. Se tu ti affidi solo ai se, ai ma e a tutto quello che è stato prima e non oggi, non otterrai niente. Guardi ancora box attuale o no? No, assolutamente, io la guardo tantissimo, sì, mi tengo aggiornato, ma non guardo solo la box, guardo anche gli strumenti di allenamento, guardo lo strumento, diciamo, di mental training, mi guardo a 360 gradi sotto questo punto di vista, e anche nella mia carriera ci sono stati dei momenti dove ho commesso anche degli errori. Ti faccio un esempio, dove ho spostato il focus eccessivamente troppo sul lato teorico, lavorativo, fisico e meno pratico, pugilistico. Poi da quegli errori devi capire, quindi ci sono tante cose. Tu sentirai oggi chi ti dice la corsa del pugilato non serve a niente, non la devi fare, e poi sentirai altrettante persone che ti diranno la corsa serve, è fondamentale per fare questo, per fare quest'altro. Quindi cosa succede? Negli anni sviluppi le tue competenze, che io le metto sempre in dubbio le competenze, perché se ci sono certezze vai avanti, perché certezze danno risultati. Ci sono delle certezze che hanno alle volte offuscato, devi essere pronto anche ad accogliere nuove competenze, che però non è che ogni momento devi cambiare, perché il pugilato io penso che sia l'80% testa e il 20% prestazione. Se Ettore Rittu fosse nato qualche anno dopo, cioè fosse professionista adesso, secondo te con i nuovi strumenti, i nuovi allenamenti sarebbe cambiato qualcosa nella tua carriera? Probabilmente sì, molto probabilmente, ma sarebbe cambiato qualcosa. Perché magari ti avrebbero aiutato da prima a livello globale. Esatto, avrei accolto molte più opportunità, molte di più. Però i se ma non servono. Però ti dico, sicuramente oggi abbiamo degli strumenti anche per portare, cioè prendo un esempio pratico, perché a me piace parlare di pratica, non te parliamo di teoria, e non parliamo di me in questo caso. Un ragazzino che ho preso da 10 anni veniva dall'esperienza calcistica, dove veniva bullizzato, dove comunque viveva tutta una serie di cose che non neanche traumi così pesanti, però dove comunque non riusciva a riconoscersi dentro quel suo corpo. Abbiamo prima di tutto lavorato sulla sua anima, poi con il tempo abbiamo lavorato anche sul suo corpo. Nel frattempo portava avanti sia il percorso calcistico che il percorso di pugilato. Tu pensa che questo ragazzino dai 10 a 13 anni ogni volta che andava su ring piangeva perché dicevo dai, ma vuoi scendere? No, e lui scrive no, voglio stare, no, voglio stare, però accompagnato anche da me che con le giuste parole gli facevo prendere la consapevolezza, vai piano, affronta la tua paura, vedrai che la superi. Oggi
si ritrova a essere 17 anni, un prospect della nostra palestra, perché devo parlare della nostra palestra, quando farà risultati potrò parlare anche di altro, molto interessante, ha deciso di puntare tutto sul pugilato, perché ha capito che a 16 anni non aveva più spazio nel calcio, ha detto o arrivo là o altrimenti il tempo switcho, perché oggi devi essere anche camaleontico, certo. capire, se no perdi tempo e basta. A proposito di questa storia, hai parlato prima dell'essere spugna, no? Di raccogliere anche dal dolore, dalla voglia di rivalsa degli altri, di chi alleni, al di là di chi vuole magari diventare professionista, ma le storie più generali che ti hanno aiutato anche a crescere negli anni. C'è una storia, senza fare nomi, ma in generale solo la storia, che ti ha aiutato molto a livello personale dei ragazzi che sono passati dalla tua palestra, ragazzi o non che sono passati dalla tua palestra? Ti posso dire una storia attuale, recente, arrivare a un ragazzino che non sa manco le tabelline, ok? Non va più a scuola, ha 16 anni e mezzo, e fargli conoscere tramite la box la possibilità di crearsi un'opportunità di studio, rivederlo oggi che sta riandando a scuola, conoscere e imparare a gestire le emozioni interiori, cioè imparare a capire le relazioni, perché magari tu hai vissuto una relazione conflittuale nella tua famiglia, perché magari a tuo padre gli hanno tolto la patria potestà, ma non ne conosci il perché, e prendi la spugna del contesto dove tu sei. Vederlo oggi sotto una nuova forma, dove inizia a studiare, inizia comunque ad evolvere culturalmente, a migliorare la sua vita, per me questo mi rende tanto grato, a prescindere dal risultato sportivo, meramente sportivo. No, perché il risultato sportivo, cioè le vittorie più belle nella vita fondamentalmente sono quando tu dai un cambiamento alle persone e quel cambiamento glielo consolidi e glielo lasci dentro. Allora quelle sono le vittorie più grandi, perché poi per fare i campioni nella box devi avere anche la fortuna, e non solo la fortuna, anche la dedizione e la perseveranza di continuare a crederci, obbligatoriamente. Abbiamo parlato tanto, no? Di formare i giovani, entrare anche nella testa di un ragazzo che vuole fare la box anche a livello professionista. Ti chiedo come gestisce un allenatore il lato emotivo, perché tu prima dicevi quando facevo un incontro mi spaventavo, avevo un attacco di diarrea prima di entrare in campo, prima di entrare sul ring. Per un atleta perde una partita, perde un incontro, perde 2 incontri, perde 3 incontri, o magari fa un incontro veramente difficile dove è nettamente inferiore all'avversario, come l'allenatore entra nella sua testa per provare a invogliarlo a non mollare soprattutto? Qualche tempo fa mi arriva un ragazzino che aveva sempre 16 anni, entra in palestra con uno stato di forma fisica pari all'obesità di primo grado, quindi una ventina di chili rispetto al suo peso standard, accompagnato dalla mamma oltretutto, quindi lui e la mamma che venivano a allenarsi, anche la mamma con una condizione di obesità importante, quindi c'era un problema radicato all'interno della cultura, diciamo, sociale, familiare, se di problema vogliamo parlare. Questo ragazzo inizia piano piano ad approcciare gradualmente, a cercare di trovarsi là, poi un giorno viene, perché io mai mi aspettavo che mi diceva che voleva fare l'agonismo, non me lo aspettavo proprio, e mi dice che lui voleva iniziare a entrare per il percorso dell'agonismo, perché comunque aveva una storia dietro anche lui, che era stato bullizzato a scuola, che aveva comunque tante sofferenze, che non riusciva a relazionarsi con le ragazze, aveva tutta una sua storia dietro. Allora io ho cercato, non vedevo un pugile, io vedevo una persona, un uomo, un ragazzo che aveva bisogno di aiuto, quindi mi sono messo nei suoi panni e ho cercato di affiancarlo in questo, diciamo, percorso, che era poi un percorso, rendendolo anche responsabile e gradualmente pronto a quello che lo doveva andare a affrontare lui. Se non che questo ragazzo inizia a fare lo sparring. Io durante le sessioni di sparring alle volte era proprio
inguardabile. Cioè, per me non era possibile presentare Ok. il pugile sul ring in quelle condizioni, e quindi magari molto spesso, tra virgolette, con lui la mettevo sulla satira, che diceva devi fare gli occhi della tigre, cioè, ma non era una presa in giro, era però di portarlo a una sua dimensione in quel momento, che era la paura fondamentalmente, no? Lui dentro se stesso, poi perché dico nel tempo, ha iniziato a costruirsi, essere perseverante e fare quello. Comunque te la taglio, è arrivato a una forma fisica importante, ha iniziato a studiare, cioè a costruire competenze, si è preso la patente perché adesso comunque va per i 20 anni, sono passati 4 anni, e adesso è un pugile che, ti dico, come lo sono stato io, non ero uno che avevo talento di chissà quale tipo, che facevo le cose con naturalezza e con Semplicità. con semplicità, cioè ci dovevo proprio lavorare e battere con la perseveranza, con il battere, è arrivato quest'anno che si è tolto una grande soddisfazione, è diventato vice campione regionale, ha fatto già quasi 18 match e sta acquistando il ruolo di leadership della palestra, perché comunque si allena, si è costruito un lavoro, cioè, però io quello che ho sempre cercato di portarlo e tenerlo dentro la realtà vera. Vuoi costruire il sogno di diventare un pugile professionista, ok, fai quello, ma devi fare anche tante altre cose, devi acquistare competenze, perché senza competenze, competenze a 360 gradi, non ti parlo solo di tecnico, cioè competenze emotive. Lui sta lavorando su questo e sono riuscito a trovare una chiave che oggi comunque, anche quando va a comunicare con gli altri, esterna le sue emozioni. Mi è capitato di portarlo in qualche speak dove facevo motivazionale e lui esternava le sue, cioè dobbiamo trovare delle persone che ci accompagnano, che ci aiutano, e non sempre abbiamo la possibilità che anche noi stessi riusciamo con tutti in questa chiave. Alle volte c'è necessità magari di qualcuno che ha delle corde emotive diverse. Ecco perché io nella visione di società cerco di contornarmi di persone che vivono di competenze, di visioni, di esperienze, che poi possono dare strumenti a persone che magari io in quel caso non riesco a dare, perché non posso avere la presunzione di poter trasmettere a tutti quello che devono fare. Alle volte c'è necessità che abbiamo un gruppo dietro di lavoro. E come lo scegli questo gruppo? Come lo scelgo? Negli anni ho iniziato a creare connessioni, prima facendo un percorso di psicologia su di me, cioè quello che andavo dal psicoterapeuta, dal psichiatra, cercando di capire le problematiche, e poi gradualmente iniziando ad affiancarmi magari a educatori che avessero delle competenze, come ti ho detto, in tutte quelle che possono essere l'Asperger, la DHD, tutte le, diciamo, le tematiche che oggi ci sono. Poi dopodiché cercandomi preparatori atletici che avessero una visione un po' più ampia, non solo ristretta solo a quella che è una competenza che tu sviluppi su un libro teorica, ma anche una competenza pratica. Ok, prendiamo, proviamo, facciamo, cioè, cercando di racchiudere una serie di persone, che all'interno di queste persone ci siano delle persone evolute anche in prospettiva futura. Io non vedo una società, che sono già da qualche anno che lo faccio, che collaboro con l'università, col comune, con gli assistenti sociali, con gli educatori, con gli psicologi. Ci deve essere connessione, perché oggi è fondamentale che ci siano competenze. Cioè, io provo a immaginare da esterno una squadra di calcio, oppure anche la nazionale di pugilato, la nazionale di pugilato, per dirti, quest'anno alle Olimpiadi dentro aveva 5 coach che si occupavano di mental training, oltre ai preparatori. In una squadra di calcio c'è l'allenatore, il preparatore dei portieri, che fondamentalmente i portieri non so se sono 3 o 4, quindi è un mini gruppo, ma in un contesto
dove tu hai una rosa di 25 persone, dove hai 25 persone diverse, un preparatore, a mio avviso, che ti deve aiutare, specialmente nel professionismo, a un alto rendimento, è fondamentale che ci siano delle connessioni, delle connessioni ma oggettive e praticate, perché se tu non hai, ti focalizzi, e ritorno indietro in questo caso, a una mia preparazione che ho fatto nel 2015, dove ho focalizzato molto del mio lavoro su dati numerici, dall'accelerometro, dalla velocità in pista, da tutte queste cose qua, dalla forza. Ho perso tanto altro, perché ho perso, cioè ci sta che avere dei numeri importanti, però il focus, secondo me, bisogna lavorare proprio sul discorso dell'intelligenza emotiva interiore, nel sviluppare la persona ad alto rendimento nella sua testa e nella sua anima, perché se tu non riesci a creare questo, e quindi cosa succede? Ti dico, anche le persone che tu metti dentro questo contesto devono essere persone egoiste, non devono essere persone egoiste, perché se uno pensa solo a se stesso, cosa può dare al gruppo? Certo. Se io mi metto dentro un gruppo di lavoro e penso solo al mio portafoglio, come il sistema italiano fondamentalmente, e penso solo a quello che mi può dare, difficilmente raccolgo qualcosa. Se invece io inizio a costruire una serie di servizi e di capacità specifiche, allora lì tutto cambia. Ecco perché è importante che ci siano le connessioni tra chi prepara, chi fa la formazione e chi poi fa la parte pratica. È fondamentale. Se vuoi ti faccio la domanda e rispondi al tema. Come Ma preferisci? andiamo per me uguale, fai la domanda e risponde. Ok, va bene. Dai. Ok, andiamo. Ti faccio prima questa sul lato emotivo e poi quella sullo staff, ok? Visto Ok. che stiamo entrando in questa cosa. Ottimo. Grazie mille. Poi non so se sono stato. Sì, facciamo una foto insieme. Vai, fai una foto mentre tiri un cazzotto. Vediamo se